Ma quanto sono ingombranti le buste che utilizziamo per andare a fare la spesa? Io ne ho tantissime perché ogni volta che vado a fare la spesa me le dimentico e quindi ogni volta che mi trovo a posare la spesa alla cassa, sul che alla cassa mi ricordo che ho dimenticato le borse, le buste e quindi automaticamente ogni volta che vado a fare la spesa ne compro un paio, infatti ne ho tantissime. La camurria di queste buste è che sono veramente ingombranti e che ogni volta, anche per metterle in borsa o tenerle in macchina, occupano tanto spazio. Quindi oggi ti faccio vedere che cosa ho fatto io per avere queste borse sempre a portata di mano, più o meno in ordine e che occupano veramente poco spazio. Con un semplice clic e voilà. Ho applicato negli angoli che si congiungono un bottoncino automatico praticamente e così la borsa mi rimane piegata per bene, riesco a tenerla in ordine nella macchina, dentro la borsa e non impazzisco perché queste piccole cose sono che mi fanno diventare pazza. Allora, per applicare il nostro bottoncino automatico ti occorrerà una pressa per bottoncini automatici. Questo è il mio kit, lo trovi su Amazon. Nell'info box ti lascio il link di riferimento, ma forse già te l'avevo fatto vedere quando ho realizzato il progetto per il porta auricolari, il tutorial. Te lo lascio qui dove c'è la i. Nel kit trovi la pressa, un sacco di bottoncini colorati automatici, lo scatolo è questo di quello che ho io, e poi c'è anche un punteruolo che ti servirà, che ti servirà a fare il buchino per inserire poi dopo il bottoncino automatico, un giravite e dei pezzi di ricambio, delle gommine, delle cose per la pressa. Allora adesso prendiamo un'altra busta di queste, la pieghiamo per bene, la schiacciamo il più possibile e poi la vado a piegare così. Tengo i manici dalla parte interna e mi vado a segnare questo e questo con il punteruolo, che saranno i lembi dove andremo ad inserire il bottoncino automatico. Quindi da questa parte, dov'è il punteruolo? Dov'è finito? Eccolo qua. Allora, da questa parte vado a fare un buchino, poi scelgo un colore, qui scegliamo un colore rosso e bisogna prendere questo. Aspettate un attimo che ti faccio vedere bene. Ok, allora bisogna prendere due bottoncini che vanno all'estremità e sono questi con la punta, e poi gli altri due che sono quelli che si incastrano, che ti permettono di chiudere il bottone, 1 e 2. Una volta fatto il buchino con il punteruolo, metto dalla parte interna questo, quindi da dentro la busta vado ad inserire questo
e lo faccio uscire un pochino e poi metto la parte proprio del bottoncino che vado a chiudere con la pressa. La parte con la gommina nera andrà a tenere questo, a spingere questo, così. Quindi questa è la parte che va dentro la borsa. E poi devo semplicemente schiacciare questa pinza, questa pressa, e voilà, inserito. Adesso faccio la stessa cosa dall'altra parte, punteruolo, dal lato interno inserisco il bottoncino che ha la punta, la parte che è la punta, dal lato esterno inserisco il corrispettivo che andrà ad agganciarsi e adesso inserisco e schiaccio. Non c'è neanche bisogno di schiacciare tantissimo perché si incastrano già quasi da soli, visto? Metto i manici dentro e poi e voilà, 1 e 2 buste in ordine. Spero che questo video ti sia stato utile e che ti sia piaciuto, però ti ricordo, se ancora non l'hai fatto, di iscriverti al canale e attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornato.